Massimo Bracali, allenatore del Castiglione, siete riusciti a riportarvi in parità dopo il 2-0 del Centro sul 2 pari alla fine del primo tempo, poi nel secondo il Centro è venuto fuori. Sì, purtroppo siamo una squadra di ragazzi giovani e pecchiamo un po' di inesperienza. È chiaro, sapevamo che il Centro è una corazzata per noi, però sul 2-2 abbiamo sbagliato anche la punizione di prima, se non sbaglio è una traversa, abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio. Sapevo benissimo che se non concretizzavamo in quelle occasioni poi dopo sarebbe stato difficile, infatti lo è stato. Comunque, ci teniamo la buona prestazione, la bella prestazione sia del primo che del secondo tempo, salvo qualche errore, ti ripeto, di inesperienza, le chiamo io, e cerchiamo di andare avanti, dai. Però ecco, questo diciamo fa morale, no? Anche se siete usciti con questa sconfitta, però ecco, giocare contro il Centro che è terzo in classifica, dico, nel modo in cui l'avete fatto, dico, è importante per le altre partite, no? Più alla portata. Ma è chiaro, veniamo qua contro una squadra che è in perfetta salute, nel senso in forma, sta facendo un gran campionato. Siamo una squadra che un giocatore del Viareggio vale tutta la nostra squadra a livello di stipendio, intendo. E quindi abbiamo fatto sicuramente una dignitosa partita, è una buona figura, anche il pubblico ho visto apprezzato e siamo contenti per quello.